È un provvedimento che secondo noi funziona perché permette una perlustrazione. Anche ieri c'erano carabinieri qui in zona che sono andate a perlustrare la zona sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, dove chiaramente c'è modo di poter, ne parlano anche i vari interventi che hanno fatto le forze dell'ordine, la gente trova ricovero, e che si era già detto anche in fase solo di progettazione del cavalcavia che si tenesse presente la criticità della zona, evitando un discorso di poter bivaccare sotto, mettendo magari, che so, rete elettrosaldata, mettendo delle barriere o cosa. Si doveva già capire che è un ricettacolo di persone senza tetto. La prima cosa è poter andare a dormire sotto il cavalcavia. Poi anche qui in zona Borgomagno ci sono situazioni di case disabitate dove vediamo il cancello sforzato, la rete scavalcata, eccetera, per cui c'è giro di chi spaccia, di chi dorme, di persone chiaramente anche fragili, indubbiamente. C'è gente anche per la passata, e la polizia ferroviaria lo sa, che cammina lungo i binari, per cui poi all'esterno qui di quello che può essere l'Ansa Borgomagno ci sono dei campi, per cui è facile anche che la gente, soprattutto nella bella stagione, possa trovare rifugio. Noi vediamo una maggiore attenzione, forse hanno più tempo da poter dedicare dei controlli più approfonditi, anche le persone non hanno più quella percezione di abbandono.